6 partite, 10 punti. Nel girone di ritorno della Serie B nessuno sinora ha fatto meglio del Padova di Stacchini e Sandreani, bravo a capitalizzare nel migliore dei modi l'opportunità offertagli ieri dal calendario con la seconda partita consecutiva all'Appiani. Dopo il pareggio con il Piacenza è arrivata la vittoria sull'Andria, che rilancia a pieno titolo i veneti nella corsa alla Serie A. Un'autorete di Cappellacci al 16° del primo tempo, su punizione battuta da Cuicchi, ha costretto alla resa la squadra pugliese in serie utile da 9 domeniche, capace comunque di mettere alla frusta in più occasioni i padroni di casa. Un'Andria, in sostanza, che ha confermato tutte le qualità di cui era accreditata negli ultimi tempi. Una volta in svantaggio, gli uomini di Rumignani si sono gettati coraggiosamente in avanti, chiamando a sostegno della manovra offensiva anche i difensori. Prova ne sia che al 29° hanno creato le premesse per il possibile pareggio con Ripa, il loro stopper, che incuneatosi benissimo in aria su angolo dalla destra ha deviato di testa a rete a colpo sicuro, trovando però sulla sua strada un Bonaiuti in vena di prodezze. Nella ripresa la gara si è fatta più equilibrata, ma è affiorato anche molto nervosismo su entrambi i fronti, con l'arbitro Chiesa che non sempre è riuscito a tenere in mano la situazione. Il Padova ha avuto per 3 volte l'opportunità di raddoppiare, con Montrone, su cui ci hanno messo una pezza in 2 occasioni Torresin e Ripa, e con Galderisi, il cui tiro conclusivo dopo un perfetto slalom in area è stato deviato sul fondo con la punta delle dita da Torresin. Nel concitato finale, caratterizzato dalle espulsioni di Cuicchi per fallo di reazione su Petrachi, Luceri, doppia ammonizione, e Torresin, uscito a valanga sul lanciatissimo Gabrieli, ma senza colpirlo e perciò punito ingiustamente, i biancoscudati hanno fallito con Nunziata il 2-0.